Lei custodisce un archivio di migliaia di pezzi tra lastre, negativi, diapositive. Sì. Cosa racconta questo archivio? Beh, questo archivio qui racconta la vita di tanti paesi, ma racconta anche una vita commerciale non solo della nostra famiglia, ma anche di tanti negozi, tanti tabaccai, tanti negozietti che vendevano le cartoline, e dietro la vendita delle cartoline non c'era esclusivamente un fattore commerciale, c'era anche quel pizzico di piacere e di orgoglio di poter far conoscere in giro per il mondo le proprie località. Ecco, vede qui ad esempio abbiamo delle cartoline realizzate con diapositive e fotografie fatte da me o da mio padre che rappresentano Fagagna, e qui tutti gli angoli più belli di questo paesino collinare sono stati, come dire, documentati e valorizzati. Fagagna non è una località con una tradizione turistica predominante, però i 2 o 3 negozi che c'erano nella cittadina di Fagagna avevano il piacere di vendere e far girare per il mondo l'immagine del loro paese. In qualche maniera, come dire, un piccolo pizzico di orgoglio posso averlo anch'io, perché qui siamo, ad esempio, nel 1949-48 circa, no? Io ero ancora in braghe corte, in pantaloni corti, scusate. Ero ancora in pantaloni corti e mio padre mi portò per fare la fotografia della collina di Fagagna, mi portò e mi mise lì in mezzo al prato, proprio per far vedere che in questa località, in questo sito, da questo sito potevamo vedere tutta la pianura, vedere il degradare delle case di Fagagna, di questa bellissima località della nostra collina, e da lontano vedere anche il mare che luccicava lì in fondo. Quindi